Stanghella, nel pomeriggio i funerali di Anita e Pamela, mamma e figlia annegate nell'auto finita nel Gorzone, comunità in lutto, chiesa gremita e commozione, statale 16, strada pericolosa, ha detto il parroco. Il report del turismo in Veneto alle porte di Ferragosto, dati positivi ma con cautela, secondo Federalberghi, difficile tornare ai livelli pre-pandemia, pesano ancora caro energia e carenza di personale. Sorpassi azzardati, manovre pericolose, la Treviso Mare come una pista da corsa, potenziati i controlli dei carabinieri, raffica di patenti ritirate. Capotreno preso a pugni da un gruppo di giovanissimi che poco prima aveva scovato senza biglietto l'uomo in ospedale con 15 giorni di prognosi e 8 punti di sutura al volto. 16enne spara dal balcone di casa con la scacciacani, interviene la polizia, è accaduto nel quartiere di Mortise a Padova, in casa trovata anche della droga. La morte a 93 anni di Piero Angela ha destato commozione anche in Veneto, profondo il suo legame soprattutto con Padova, dove aveva fondato il CICAP, a Vazzola nel 2019 il premio Fuori Classe. Dopo gli ori della trevigiana Margherita Panziera e del vicentino Thomas Ceccone, un altro trionfo agli europei di nuoto con il padovano Luca Chiumento nel canottaggio. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali l'ultimo saluto di Stanghella e Solesino nel pomeriggio a mamma e figlia morte mercoledì mattina nel Gorzone, un incidente stradale drammatico. Ricordo le sirene di mercoledì mattina all'alba, ero in chiesa, ha detto il parroco, e ho iniziato a pregare. Don Francesco, che ha evidenziato anche il problema della sicurezza stradale sulla statale 16. Quando si abita lungo un'arteria stradale importante e trafficata come lo è la statale 16 che attraversa il nostro paese, è facile sentire il suono delle sirene delle ambulanze o di altri mezzi di soccorso. E anche mercoledì mattina presto avevo appena aperto le porte della chiesa, quella notte avevo dormito poco, e sentendo il suono di numerose sirene ho pensato ad un incidente lungo la statale, come già avvenuto altre volte. Ho detto una preghiera e dato la benedizione. Ero proprio lì, al centro della chiesa. Alla luce di quanto sono venuto a conoscenza dopo, io e anche tutti quanti voi, quella preghiera è stata per Anita e Pamela. Torna con la mente all'alba di mercoledì mattina Don Francesco Lucchini, quando le vite di mamma e figlia, Anita Bertazzo di 75 anni e Pamela Breseghello 48, si sono interrotte nel Gorzone. Inutili tentativi di soccorso dopo che l'auto guidata da Pamela si è inabissata tragicamente nel canale, solo il tempo di un ultimo disperato abbraccio. Le due donne, entrambe parrucchiere, erano molto conosciute tra Stanghella e Solesino, centinaia le persone che nel pomeriggio hanno voluto dire loro addio, presenti due sindaci, Sandro Moscardi ed Elvi Bentani. Queste nostre comunità hanno un solo desiderio in questo momento, quello di lasciarsi riempire non tanto dalle parole umane, ma dalle parole della fede, le uniche che sono in grado di lenire. E di ferite da lenire ce ne sono tante in una famiglia distrutta. Pamela lascia due bambine piccole, Martina ed Eva, 9 e 6 anni. Di loro adesso dovrà occuparsi il padre Francesco, è a lui che si rivolge il parroco. Lascia che la sua voce vibri dentro di te e custodiscila come tesoro prezioso. Un tesoro da non mettere in cassaforte, che è sempre buia e fredda. Un tesoro da tenere nel cuore. I progetti più belli che avete fatto sono riusciti perfettamente e li avrai sempre accanto a te. Sono Martina ed Eva. Ora continuerai ad aiutarle a realizzare quello che è giusto. A Pamela chiediamo che ti ispiri con tutta quella passione che l'ha caratterizzata fino a mercoledì mattina. Anita e Pamela riposeranno nel cimitero di Solesino, l'una accanto all'altra, ancora una volta insieme.
Per noi oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Stanghella c'erano Chiara Gaiani e Simone Merlo. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di turismo. Il Ferragosto è davvero alle porte, i dati che arrivano dal fronte alberghiero sono positivi ma vanno presi con assoluta cautela. Difficile tornare ai livelli pre-pandemia, dice la Federalberghi, pesano ancora il caro energia e l'assenza ormai cronica di personale. Spiagge e lago si confermano le mete preferite per i vacanzieri d'agosto. Alla vigilia del Ferragosto, Federalberghi Veneto diffonde i dati con i tassi di occupazione media delle strutture ricettive che sono molto positivi anche confrontati con il dato pre-pandemia del 2019. Sulla costa veneta in particolare occupate oltre l'85% delle stanze contro il 76% del 2019. Turisti soprattutto italiani 27% come sempre del resto in agosto, tallonati da tedeschi 23% e austriaci 14%. E quest'estate in media ci si ferma una notte in più rispetto all'anno scorso. Ottimi dati anche dal lago di Garda, con un tasso di occupazione di oltre il 93%, con i tedeschi che la fanno da padrone anche in un mese come quello d'agosto, non prediletto dai turisti d'Oltralpe. Superiori al 2019 ma leggermente inferiori all'anno scorso i dati degli hotel della montagna veneta, a oltre il 73% d'occupazione, con l'eccezione di Venezia un po' meno bene le città d'arte che con un 59% di occupazione registrano un leggero calo rispetto all'anno scorso e non ancora ai livelli del pre-Covid. Calo di presenze condizionate dal grande caldo delle ultime settimane che ha allontanato i turisti dalle città dirottandoli verso località più fresche, come dalle difficoltà operative degli aeroporti internazionali, anche se complessivamente gli ultimi 4 mesi sono stati buoni. Comunque non è tutto oro quel che luccica. Secondo Federalberghi Veneto è prematuro un eccessivo ottimismo, perché sarà difficile anche un totale recupero dei livelli di occupazione delle strutture pre-pandemia, con gli alberghi che devono fare comunque i conti con l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e la carenza di personale. È strettamente connesso il tema della sicurezza sulle strade. Torna sorvegliata speciale la Treviso Mare. La Treviso Mare è una delle strade più pericolose della Marca, non mancano i fiori e le croci sui cigli delle carreggiate a ricordare chi lungo questa strada ha perso la vita. Eppure ci sono automobilisti che mettono a rischio la propria vita e quella altrui. Sono stati approntati dei servizi preventivi al fine di bloccare condotte sconsiderate pericolose da parte di alcuni utenti della strada che mettono in pericolo l'incolumità delle persone. I carabinieri hanno così intensificato i controlli di posti di blocco nelle arterie maggiormente trafficate che portano alle località marittime e montane. Sarà un weekend, quello di Ferragosto, blindato sulle strade per evitare, se possibile, gli incidenti stradali. Saranno servizi intensificati, in particolare con l'ausilio dei motociclisti, dell'equipaggio dei motociclisti, il quale permette un controllo più agevole e anche veloce in caso di intervento nell'interesse del cittadino. Questa è stata un'estate nera sul fronte sinistri, a volte anche mortali. I servizi finora che sono stati eseguiti purtroppo già nelle scorse settimane ci hanno permesso di monitoraggio, ci hanno permesso di accertare diverse violazioni da parte di alcuni utenti della strada, violazioni che riguardano principalmente la velocità eccessiva e sorpassi purtroppo pericolosi e azzardati. In 15 giorni sono state ritirate ben 10 patenti di guida, alcune per sorpassi azzardati, 2 per guide in stato di ebbrezza. Non solo, ma sono scattate anche sanzioni pecuniarie, arrivando fino a 10 punti tolti agli automobilisti pizzicati in manovre pericolose. Abbiamo constatato che prendono tutte le categorie, dai giovani ai padri di famiglia, donne, uomini, quindi purtroppo gli utenti sono svariati, non c'è una categoria specifica. C'è da prendere coscienza che bisogna rispettare le norme e soprattutto guidare in sicurezza nell'interesse di tutti quanti. Automobilisti avvisati, le strade saranno presidiate per permettere ai cittadini di trascorrere giornate in tranquillità e in sicurezza.
Provincia di Treviso, che in settimana è stata sconvolta dall'incidente che è costato la vita ad Alessandro Feletto, morto martedì a Ormelle a 17 anni in un incidente tra la sua moto e un furgoncino. Oggi l'ultimo saluto a Tempio. In centinaia questa mattina a Tempio di Ormelle per l'ultimo saluto ad Alessandro Feletto, lo studente 17enne morto martedì scorso in un tragico incidente stradale in scooter. L'intera comunità ha voluto stringersi a mamma Egle, papà Stefano e ai due fratelli Andrea ed Alberto, straziati dal dolore. La bellissima chiesa dei Templari, la stessa nella quale Alessandro era stato battezzato, aveva ricevuto la prima comunione e la cresima, non è bastata ad accogliere tutti ed in molti hanno assistito alla cerimonia funebre sotto il portico, sul sagrato e la piazzetta. La bara in legno chiaro con un cuscino di fiori bianchi portata a spalla dagli amici e dai cugini, il bianco, il colore scelto dalla famiglia per salutare Alessandro ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Ad officiare la cerimonia Don Massimo, che nell'omelia ha raccomandato alla comunità intera la preghiera e la vicinanza a mamma e papà di Alessandro, che stanno vivendo, come tutti i genitori che perdono un figlio, un dolore superiore al martirio. Perché quello che loro vivono adesso è un vero e proprio martirio. Un genitore che perde il figlio preferisce morire lui al posto del figlio, che è un dolore grandissimo, indicibile. Perciò il genitore soffre un vero e proprio martirio. Tantissimi giovani presenti, i molti amici ed i compagni di scuola del 17enne che frequentava il liceo Scarpa di Motta di Livenza, compagni che hanno scritto un messaggio consegnato ai genitori nel quale hanno ripercorso tutti i momenti più belli e felici trascorsi assieme ad Alessandro. Ma oggi è stato il momento del silenzio e della preghiera e l'intera comunità si è stretta in un grande abbraccio alla famiglia di Alessandro, strappato troppo presto alla vita. C'è poi la sicurezza sul lavoro. Ieri l'ennesimo incidente è costato la vita a un operaio di 48 anni nel Vicentino e c'è l'appello del sindacato a potenziare proprio la sicurezza, soprattutto in provincia di Vicenza, visto il primato. Vittime sul lavoro, le cosiddette morti bianche. La provincia di Vicenza è capolista in Veneto in questa drammatica classifica che vede la nostra regione piazzarsi ancora una volta al secondo posto a livello nazionale con 38 morti nei primi 5 mesi dall'inizio dell'anno. Un dato peggiorativo anche rispetto al periodo pre-Covid, quando nel 2019 le vittime erano state 31, che vede il Veneto passare dalla fascia bianca e gialla a quella arancione, che indica un livello superiore rispetto alla media nazionale. I dati sono stati analizzati dall'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, che ha rapportato gli incidenti al numero dei soggetti attivi della popolazione lavorativa. Raggruppati anche i morti in itinere, quelli cioè del percorso casa-lavoro. Dei 38 incidenti mortali veneti, 10 sono quelli durante il tragitto, 9 sono avvenuti nel Vicentino, 8 a Verona e anche a Venezia, 4 a Rovigo, 3 a Belluno come anche a Treviso e a Padova. Un segnale preoccupante di inversione di tendenza che vede il Veneto non essere più raggruppato con le regioni più virtuose a minor rischio di mortalità. Un mese fa, proprio a Vicenza, si era tenuta l'Assemblea regionale dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, che aveva sottolineato l'urgenza di effettuare strutturalmente più controlli. Il decreto fatto dal governo nell'autunno scorso ha rafforzato fortemente le sanzioni, noi l'abbiamo condiviso. Però noi vorremmo lavorare sulla prevenzione, perché la sanzione vuol dire che l'incidente è già avvenuto. Ecco, c'è un grande lavoro da fare per la prevenzione, che vuol dire ispezioni nei posti di lavoro, che vuol dire informazione delle persone, formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e una grande azione di rete, di contatto fra i rappresentanti dei lavoratori, per esempio l'ISPISA, l'Ispettorato del Lavoro, per evitare che gli infortuni avvengano. Questa è la grande scommessa.
Ancora violenza sui treni del Veneto, un capotreno è stato aggredito con pugni in faccia ed è ricorso alle cure mediche, i sindacati all'attacco, interventi urgenti per la sicurezza del personale. Offese, minacce e poi un pugno al volto. Sindacati e personale delle ferrovie fortemente preoccupati dopo che un capotreno è stato aggredito martedì scorso alla stazione di Venezia Santa Lucia. Ore 6:48 prima della partenza del Frecciargento per Milano. 4 ragazzi pizzicati in un vagone senza biglietto sono stati fatti scendere dal treno per i normali controlli. All'ennesima richiesta di esibire il titolo di viaggio hanno accerchiato il caposervizio e il capotreno. A quest'ultimo, uno dei 4, ha sferrato un pugno al volto, 15 giorni di prognosi con una ferita da suturare con dei punti. I sindacati da tempo denunciano una situazione insostenibile e in rapido deterioramento tanto a bordo dei convogli quanto nelle stazioni. Come segreterie regionali da tempo chiediamo maggior tutele e maggior sicurezza per il personale frontline, sia di bordo che nelle stazioni. Chiediamo anche azioni immediate e mirate che possono evitare situazioni potenzialmente pericolose per tutto il personale. Le segreterie regionali del Veneto chiedono con forza azioni immediate e concrete che possano ridurre inconvenienti ed aggressioni, nonché una maggiore presenza a bordo da parte delle forze dell'ordine. È un ulteriore significativo segnale affinché le autorità istituzionali e l'azienda intervengano come richiesto da tutte le sigle sindacali per creare tavoli congiunti dedicati sulla sicurezza. La polizia ferroviaria nel frattempo è al lavoro per trovare i responsabili dell'aggressione, anche grazie alle numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sempre per la cronaca ritorniamo nel Padovano, nel quartiere di Mortise. Un sedicenne ha sparato dal balcone di casa. A chiamare il 113 un residente che in zona Mortise a Padova venerdì mattina aveva sentito l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Il sopralluogo ha permesso agli agenti del commissariato Stanga di individuare un sedicenne che vive con la madre in un appartamento vicino a quello di chi aveva lanciato l'allarme. Solo in casa il ragazzo non aveva trovato di meglio che esplodere alcuni colpi con una pistola scacciacani sequestrata insieme a 2 piante di marijuana e a una dose di hashish. Il ragazzo, accompagnato in questura, è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose per poi essere riaffidato alla madre. La pagina della politica in vista del voto del 25 settembre è stato presentato oggi in direzione del partito, il programma del Partito Democratico, ma non si placa la polemica sulle dichiarazioni di Berlusconi in merito al presidenzialismo e a Mattarella. C'è in ballo la nostra Costituzione, attacca il segretario Dem Letta. Di strumentalizzazione parlano anche in Veneto Fratelli d'Italia e Lega. Nel pomeriggio si è espresso nuovamente anche lo stesso Berlusconi, che ha parlato di indignazione dalla mistificazione del PD. Mattarella è un garante, ma facciamo il punto della giornata politica in questo servizio. Siamo di fronte, il 25 settembre, a una scelta storica, una scelta per la quale o si sta da una parte o si sta dall'altra, o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione. Per Enrico Letta, gli italiani chiamati alle urne a fine settembre sono davanti a un bivio. Sullo sfondo la bufera innescata dalle dichiarazioni di Berlusconi sul presidenzialismo e sulla necessità di dimissioni da parte di Mattarella nel caso di un ok alla riforma da parte delle Camere. Un'ipotesi certo poi spiegata, circoscritta, ridimensionata dallo stesso Cavaliere, ma l'effetto è stato comunque quello di uno tsunami. Per i Dem un vero e proprio attacco alle istituzioni nel giorno della direzione del partito. E fatemi qui iniziare chiedendovi un momento di tributo nei confronti del massimo garante delle nostre istituzioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il centrodestra né più né meno di una strumentalizzazione. In Veneto è Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia a ribadire che l'elezione diretta del capo dello Stato è un tema di bandiera da sempre. C'è una sinistra che in questo momento è in grande affanno e che non ha una unità di vedute su nulla nei loro programmi
e agitano l'unico spettro che li vede tutti uniti e compatti, che è quello di oddio se governa il centrodestra, che loro chiamano le destre, non a caso, succede il terremoto. Mentre Gardini ricorda la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001 avviata dal governo D'Alema, la Lega porta un esempio più recente. Detto che mi fa un po' sorridere sentire parlare Letta, che è segretario di quel partito, il PD, in cui quando il segretario era Renzi fece di tutto per stravolgere la Costituzione, tanto è vero che andammo a un referendum e Letta appoggiava quel referendum e lo persero, che stravolgeva proprio l'asse costituzionale, quindi nessuno stravolge niente. Scintille a parte, lo stesso PD in giornata ha svelato il suo programma: taglio del cuneo fiscale, 500.000 alloggi popolari in 10 anni, trasporto pubblico gratis per giovani e anziani, difesa comune europea, ius scholae, legge su fine vita, DDL Zan e matrimonio egualitario. Un altro punto, quello dei rigassificatori, definiti necessari a patto che siano transitori. In Veneto inevitabile guardare al tema delle trivellazioni in Alto Adriatico, dove il Movimento 5 Stelle già marca la differenza. Abito tuttora a Chioggia, ho visto gli effetti delle trivellazioni nel Polesine e anche in queste zone. Io dico di no, semplicemente perché non bisogna tornare al passato, bisogna guardare al futuro. Aveva un forte legame con il Veneto Piero Angela, il gentiluomo che ha portato la passione per la scienza nelle case di tutti gli italiani. Si è spento all'età di 93 anni. A Padova aveva fondato il CICAP, il Comitato di Controllo sulle Pseudoscienze. Buon viaggio, papà. Poche parole accanto alla foto di Piero Angela. Arriva così, fulmine a ciel sereno in questo sabato a ridosso di Ferragosto, la notizia della morte di Piero Angela. 93 anni, una vita dedicata alla scienza e alla diffusione della sua conoscenza. Così, venerdì 21 febbraio 2020, il giorno in cui il Veneto scopriva l'incubo coronavirus con i primi 2 casi accertati a Vo, Piero Angela parlava a Vazzola, dove era stato insignito del premio Fuori Classe 2019. Dobbiamo stare molto attenti. Quello che sta succedendo in Cina con le autorità cinesi sembra esagerato, però col senno di poi bisogna giudicare, perché quella roba lì mica bisogna scherzare troppo. Poi qui noi siamo capaci di trovare i vaccini, però ci vuole tempo e questi virus sono veloci. Un'analisi lucida la sua di giornalista scienziato che allora, a 92 anni, aveva disegnato con quella consapevolezza che offre solo la conoscenza i mesi incerti che tutti avremmo vissuto. Diversamente dall'AIDS, che come si dice, se lo conosci lo eviti, qui se lo conosci comunque non lo puoi evitare. Non sai se il tuo vicino in aereo c'ha il coronavirus oppure no. Come si è visto su quella nave ferma in Giappone, si stanno contagiando tutti. Ecco, quindi forse sì, c'è un problema poi economico, perché lo sappiamo che si bloccano le forniture, eccetera. Quindi deve essere attaccato e risolto in fretta, questo sì, però facendo misure anche drastiche. C'era il lockdown, c'erano le conseguenze per l'economia, c'era la consapevolezza che la scienza e i vaccini sarebbero stati l'arma contro la pandemia. In queste parole, un legame profondo, quello di Piero Angela con la nostra regione, con Padova ancora più forte. È proprio la città del Santo che da 5 anni ospita il Festival del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, associazione che Piero Angela aveva fondato nel 1989. Commosso il ricordo del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che lo ringrazia per il legame con la città. Aprì a tutti l'accesso al sapere, così anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. E così parlava Piero Angela al Bo in occasione del Festival del CICAP nel settembre 2019. La nostra società ha bisogno di persone che rispondano consapevolmente alle domande. E con queste parole dalla pagina Facebook di Superquark, il programma condotto dal 1981 e lasciato in eredità al figlio Alberto, il suo congedo da tutti noi. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela.
Gravissima perdita davvero. E noi voltiamo pagina, parliamo di Ferragosto in questo sabato di antivigilia, così a Padova. Padova si prepara un Ferragosto secondo tradizione, la notte dei fuochi in Prato della Valle, musei aperti per i turisti e per chi resta in città. Tutti aperti per vacanza con i consueti orari, i principali poli culturali di Padova, dal Museo Remitani a Palazzo Zuckerman, dal Palazzo della Ragione al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea al piano nobile dello stabilimento Pedrocchi, che prevederanno l'ingresso gratuito per i residenti in città e nella provincia. Aperti anche gli 8 siti dell'Urbs Picta riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità giusto un anno fa, compresa la Cappella degli Scrovegni. Per questo è necessario il ticket, disponibile anche il biglietto unico Urbs Picta Card. Spostandoci sui colli, aperta ad Arquà la casa di Francesco Petrarca. Ma resta grande l'attesa per la notte di Ferragosto, quando, dopo 2 anni di Covid, i fuochi, un inno alla pace, rischiareranno a 30 minuti dalla mezzanotte il cielo di Padova sopra Prato della Valle, pronto a tornare a riempirsi per salutare il giro di boa dell'estate. Sport, un altro oro veneto agli europei di nuoto dopo la trevigiana Margherita Panziera nei 200 d'orso, il vicentino Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Oggi infatti il trionfo del 24enne padovano Luca Chiumento nel 4 di coppia di canottaggio assieme ai compagni Nicolò Carucci, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Quindi un altro oro arriva dalle vasche del nuoto per il Veneto. È tutto, chiudiamo con questa bella notizia, questa edizione regionale. C'è il meteo, buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Condizioni di tempo stabile grazie all'aumento, sia pure temporaneo, della pressione atmosferica, che poi lunedì lascerà spazio ad una perturbazione. Intanto il dettaglio di domenica 14 agosto. Sul Veneto sarà asciutto, tanto sole come vediamo su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà terso e limpido, senza piogge associate, solo con occasionali annuvolamenti. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, la grafica ci mostra un cielo in prevalenza sereno con brezza anche sostenuta di pomeriggio sulla costa. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Non cambia la situazione sul Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento e cielo sgombro da nubi, senza piogge. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 31-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.